Buongiorno, ormai anche buonasera ragazzi, bentornati in questo quarto episodio in teoria della serie dalla Polonia e buonanotte dal Veneto alla Polonia. Ragazzi, oggi potete benissimo vedere siamo davanti alla S7, mi sono cambiato giustamente il giubbotto dato che fa freschetto e in alto a destra potete vedere che finalmente ho ripreso un po' di soldi vendendo latte e anche grazie alla mod come si chiama? Sì, la mod, quella per vendere il latte. Poi ho sparato anche al massimo i riflessi. Buonanotte, le impostazioni grafiche del gioco. Adesso gira molto meglio, dato che prima non si vedevano questi riflessi. Adesso ho sparato tutto al massimo. E in teoria... Sì, siamo sui 65-70 fps. Qua, cibo ne hanno le ragazze. E oggi ragazzi partiamo subito con... Sì, praticamente ragazzi partiamo subito con un acquisto oggi. Allora, fatemi un attimo aprire i cancelli. Vabbè, potete anche vedere delle modifiche che ho fatto comunque. Mi sono già preparato al Natale. Ragazzi, ho messo le decorazioni natalizie. In carro ci ho fatto il giardino. Qua ho messo un albero. Sinceramente mi piace. Qua ho messo anche le altre slitte, la slitta. E là a casa ho messo altra roba. Comunque, detto questo, sì, potevo farlo meglio, ma avevo pochi soldi e voglia di sistemarlo lì non ne ho. Vabbè, ho cambiato e adesso uso questo bellissimo MGP. Ho venduto orzo e soia ed ecco perché i soldi e le grandi vendite. E adesso ragazzi andremo a fare un acquisto. Dato che... Allora, questo same mi piace perché assolutamente mi piace, però ci ha già fatto su 10 ore. Il Deus prima ne aveva 20 e passa. Ho già troppi fende, lo so, però volevo prendermi il 500 vario perché ho... Allora, 230 cavalli. Vabbè, il massi piccolino. 140. 303, 420. C'è un problema adesso. Devo assolutamente... come si dice? Sì, devo assolutamente prendere una macchina un po' più potente di 140 cavalli per la finagione e compiti vari, dato che questo Same mi piace perché mi piace, però ragazzi sono un po' limitato. Poi sono passato dal Deus al Same, quindi non è che cambiava chissà che. E sì, abbiamo anche loro. Non andrò a prenderli. Sono interessanti questi Fend, non fraintendete, però non vado a prendere loro. Perché questi li volevo prendere più avanti come macchina per trattare direttamente. Però andremo a fare oggi l'acquisto di... no, ho sbagliato. Di lui. No, scherzavo. Lui. 500 vario. Vado a prendere il 500 vario. Assolutamente lo prendiamo 5 e 16, dato che servono... Sì, ci servono tutti. Gommato Michelin. Non mi piacciono questo tipo di ruota al posteriore, quindi facciamo medi più pesi. O se no, aspettate. Se lo gommo tipo Continental, meglio. E le strette le teniamo... E... Non mi piacciono queste strette. Queste strette qua mi piacciono. Queste strette qua mi piacciono su 516.
Ok, vada quindi per Continental. Media più pesi. Design line. Black Beauty no, però solo design line. Mi piace così. Caricatore frontale. Noi cosa abbiamo lì? Il quickie? Sì. Quickie. Quindi questo. Rosso. Sì, va bene questo. Quindi compra. E ci siamo. Ora. Madonna mia, sto microfono. Devo capire ancora, ragazzi, come sistemarlo per non spaccare i timpani. Sì. Adesso vendiamo il sametto che ha già fatto il suo. 10 euro e 3 adesso, non più 2. E anche la zavorra penso di vendere. Così da cambiare. E poi vabbè. Allora, lì ho preso un Q5. No, un Q6, scusate. 120. Ma che sia troppo grosso, poi un Q7 secondo voi? Ah, aspetta, questi sono Cylon. Sì. Potrei anche prendere un 6120M, però non esiste ancora come moto, quindi mi tocca ricorrere a lui. Va bene. Allora, caricatore frontale 120, qua siamo a... allora vai. Fend verde standard, verde natura forse era. Hardy case, Fend rosso. No. Dai, va bene così. Aspetta, Fend... Proviamo così, ragazzi. Devo ancora capire bene i colori. Qua vendiamo tutto. Same, mi sei stato molto... no. Mi sei stato molto utile, grazie mille. 50.000 era bello che è finito. Adesso vediamo se ci ho preso. Sì, mi sa che era lui. Verde natura standard. Anche più sterzo. Ok, adesso gli prendiamo un pesetto. Ah, beh, vabbè, lo vendo dopo. Un pesetto, l'altro aveva 6,50. Sì, dai, mettiamogliela così. Questa 7,50 così. E via così, dai. Dato che ragazzi, se il telaio del trattore è di questo grigio qua, Gesù Cristo, voglio un grigio simile, uguale, perché mi fa schifo vedere il trattore con la zavorra nera e il telaio grigio. Porco Giuda. Perfetto, abbiamo già fatto danni, ragazzi, ottimo. Comunque, aspetta, questo grigio è troppo chiaro, vediamo se c'è un grigio un po' più scuretto. Perché si nota poco, perché si nota poco. Però voglio essere preciso. Un pelo più scuretto, così. Dovrebbe essere il suo adesso. Difatti è il suo. Ci ho preso. Come zavorra da 750 kg. C'è questa, perché sennò prendere questa Agico non so come ci stava. Se no... No, no, dai, sta bene, sta bene. Sta bene, lei è buona. Sta bene così, perfetto. Dovrei attaccarla dietro, lo so. Vediamo se me lo lascia fare uguale. Sì. Quickie Q7M.
molto più ragionevole. Poi là, calma. Molto più ragionevole come... Esatto. Molto più ragionevole come altezza. Toh, questo arriva qua più o meno. Adesso facciamo il paragone con quello del Summit, che devo venderlo. Te, ti stacchiamo qua. No, non te. Te. Bravo. Senza buggarti. Anche te, Zavorrina, ti stacchiamo qua. Non ci passo? Non ci passo. L'avevo parcheggiato male. No. Ale. Meglio. Niente, raga, qua ho fatto su un pastroccio come te basta. Ottimo. Iniziamo benissimo questa puntata. E basta. Ale. Mica che pugno nell'occhio. Vabbè, madonna. Alza tanto più poco, Alza davvero molto poco rispetto al Q7. Toh, anche come lunghezza dei bracci, guarda quanto siamo distanti anni luce. Sì, 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 sì. Era piccolo questo, guarda, cioè siamo distanti anni luce qua, ragazzi. Come altezza dei bracci. Anche come altezza dell'attacco, ma siamo distanti anni luce qua, Sì, sì. Assolutamente. Bello che sto caricatore frontale qua in teoria è quasi nuovo, perché lo avevo fatto colorazione Same e poi l'ho usato poche volte per caricare i balloni. Difatti. Praticamente nuovo. Benissimo. Comunque, ragazzi, detto questo, non è finito l'episodio, tranquilli. Andremo a seminare piselli e taccole. Ho deciso che, dato che voglio provare questa cultura, dato che non le ho ancora provate, effettivamente, proviamo pisi e taccole. Voglio provarle con voi e non solo in single player e vedere quanto fruttano. Come prezzi quando le raccogliamo siamo messi bene, quindi magari le vendiamo dirette. E sì, facciamo prima così. Allora, li ho tutti stirpati i campi comunque, non li ho arati né niente. Sembra fatta la minima, ma li ho fatti con lui, con l'MGP. Cioè, prima con, a dire il vero, con un alpego, però poi è uscito nell'MGP e ho usato quello. Adesso, si seminano i piselli con quella da frumento, in teoria. Sì, siamo dentro. E le taccole, aprile. Quindi, io direi quasi. Prendiamo lei. Ecco, avevo già selezionato tutto. Prendiamo lei, andiamo a vedere un attimo lo shop se c'ho qualcosa ancora di semenze. E non è sparita l'erba, tranquilli ragazzi, è solo l'erba quella bassa che fa sto effetto d'inverno, purtroppo. È una cosa che odio. Non siete gli unici, tranquilli. Allora, giù tutto il fertilizzante. Dato che... ok, ne servirà. E allora fammi fare così. Così te ti leviamo dalle palle e siamo a posto. Eccolo là che carica. Per i bisi ragazzi anche quelli li seminerò. E buonanotte. Per le taccole anche quelle le semino. In
video tranquilli. Ce la fai? Sì. Anche quello del semino in video tranquilli, non scappo mica. E mi era preso bene Construction con i nuovi DLC, quello dei DAF e l'altro. Ecco perché ecco perché magari mi avete visto fare un attimo di danni, perché su Construction non ho l'inversore, farming sì, quindi dovevo prendere un attimo la mano. Devo un attimo riprenderci la mano, scusate. Te quanta roba hai dentro? Ma è per coso, neanche un quintale scarso. Ah no, ok, allora è buggata. Perfetto. Non ci avevo neanche fatto caso. Bello però il rumore dei pistoni che vanno in rilascio. Questi che vanno effettivamente in rilascio. Semenze non ne ho. Ne compro un po'. Top. Bene, bene. C'è un disastro a metà basta lo shop, lo so benissimo, ragazzi. Ma purtroppo coi pallet è sempre un disastro. Una e una, due. Vabbè. Vale. Te ti lasciamo qua. Ti lasciamo qua. Te stai qua. E te anche. E te? Ah, ma vabbè, dopo vengo a caricare questo allora. Questo mangi minerale, devo mollarla alle vacche dopo. Che cacchio ho fatto? Fermi perché qua con la... Volevo disattivare la super forza, ho sbagliato. Bene. Allora, la mia intenzione era di fare a piselli dato che ne vengono fuori. Buonanotte, dato che ne pagano un po' di più. La mia intenzione era di fare 1, 2, 3 e 4 a piselli e 1, 2, 3 attaccole. I soldi per il 53 non lo so se ci sono. Devo essere sicuro, sincero, non sicuro. No, 3,60 non li ho. Se no l'avrei anche preso. Non fosse stato per quello. Ah, vedi, comprando questi poi... Ah, maledetto, ok. Sì, comunque lo farei seminerei 1, 2, 3 e 4 volentieri a taccole. L'unica è che i soldi per ora non ci sono. Forse c'erano prima, 3,80 mi pare c'erano. Potrei farlo e fare un prestito e ripagarmelo con le vacche, perché lo potrei fare. Però non lo so se mi conviene, ragazzi, devo essere sincero. Non lo so se mi conviene perché le taccole... C'è, come si dice, le taccole sono un po' una bestemmia poi da fare se ne fai troppe. Quindi volevo farne magari un campo in meno e fare più busy dato che la macchina la conosco meglio, dato che l'ho già usata. Poi ragazzi posso anche sempre cambiare idea,
non è detto. Posso sempre cambiare idea. Comunque adesso io penso che vado avanti a seminare un po', ragazzi. E se trovo, come si dice, se trovo ispirazione o se mi metto a, come si dice, sì, se mi metto se mi salta fuori il matto e dico ok dai faccio la mattata, faccio il prestito e, e compro il 53, sì, 53 lo metto a taccole e vedo. Oggi comunque andiamo a fare le semine sia dei piselli che delle taccole. Dato che semmai tiro avanti di un giorno, quindi un mesetto passa e via. E vabbè, adesso ragazzi semino. Anzi, faccio prima a qua mettere l'operaio. Intanto è a su e giù, sì, vai, lavora. E noi andiamo a fare un po' di razioni miste dietro agli animali. Tanto il latte è sempre venduto. Cavolo, è vero che ho riattivato i simboli, vabbè. Allora, maggio minerale ne fa davvero poco via. Quindi mi conviene, dato che ho lì il maggio minerale, risparmiare sulla paglia. Quindi facciamo la razione mista stavolta alla convenienza. Per la paglia poi, cioè alla sconvenienza, scusate, no convenienza. Dato che sconviene a manetta farla così la razione mista, dato che va via un casino di silato. Però mi tocca. Allora, 50. No, porco Giuda, vabbè. Poi, fieno fino al 90. E sì ragazzi, ho quasi finito anche il fieno. A dire il vero ci avremo un altro 3 balloni là. Perché ho fatto una prova sul campo a fare balle di silato e non me le pagano niente, ma vabbè. Fino al 90% fieno. 82. Un'altra balla. Ok, e adesso tutta... cosa? E adesso giù di... sì, buonanotte semenze. Mangio minerale. Spero basti anche 90, E non mi tocchi fare 90. Eccola là. Ma vaffanbrodo. Salvato dall'albero. Cioè, salvato e non ficcato su contro l'albero, ma ficcato su contro il muro. Benissimo. Ma sì, frulliamo anche il pallet. Caricami prima questo. O l'hai già fatto? Ma è ancora lì. Perché devo sempre fare cazzate io? Oh là. A posto. Pensavo lo prendesse anche buttandolo là, vabbè. Io ho come il dubbio però ragazzi che mi dovevo fare 95, non 90 perché... Così mi sa che andiamo fuori. O no? Eh sì. Porca miseria, andiamo fuori.
Vabbè, amen dai. Madonna santa, che rischio. Pensavo di far bastare il 90%, invece niente. No, aspetta, così lo ripiega, vero? Amen dai, giù installa e via. Non sarà fatta benissimo, però ci accontenta. E te, scusami? Te cosa fai qua? Ok, bella questa. Mineral feed, sì, mangi... Minchia, che occhio! Ma mangime minerale. Cazzo! Vabbè. Come non detto, anzi no, fammi fare una roba intelligente. Senza star venire scemo ogni volta. Uno e uno, due li porto qua. Così sfrutto anche il negozio, perché sennò... Addio ragazzi. In tutti i sensi qua non la finivamo più. Ehi là là. Fermolati. Una e una due. Ale. E te e voi siete a posto. Bene. Oddio, c'è da muovere anche i liquami. Adesso lo facciamo allora ragazzi, finché lo paraio semina. Pecorelle, pecorelle... No, sono a posto. Come non detto. Allora, il merlo. Sì, se magari gli abbasso le forche. Furbo. A posto. Allora... sì. Sì, sì, sì. No, aspettate. Come cazzo... Ok, questa me la deve spiegare l'operaio. Va bene. L'importante è che semina, quello è l'importante. Vabbè, no, meglio lasciar perdere. Wow, il fendino. Non lo posso assolutamente mettere sotto la pozza nello sfondo. 728. Il Valtratra, il Valtrone nuovo qua. Oddio che onto che è. Fammi gli dare una sistemata anche a lui, va. Li lavo, già che sono dietro. Perché sono messi davvero male, mio Dio. Sporchi più che altro. O il Valtra è finito. No dai, gasolio ne ha. Dovrei far gasolio al Fent più che altro. Vabbè, neanche tanto. Allora, avanti. La vernice del Valtra sta già andando. Dopo 12 ore vorrei mettere anche. Sì. E anche il Fender non la passa meglio. Non se la passa tanto meglio. Buona. No, no, a posto, pulito. Sì. Toh. 14 ore, ormai manco 12 e qualcosa. Buona. E sinceramente devo ammettere... E levati palo.
Mi piace davvero, davvero tanto questo Valtrone così. È davvero bello così. Hanno anche fissato un attimo il rumore della ghiaia, mi sa. Eh sì. Ora inizia a sentirsi prima il bordello della ghiaia. E qua io avevo anche messo che quando esci, vabbè, lì è un po' pestato, quindi è ghiaia. Ma purtroppo Farming è stronzo e non mi lascia l'erba d'inverno, va bene. Questo era un lavoro che lo facevo sempre col... il Sam, buonanotte, col John Deere, il 2. Prima il 195, scusa. E dopo il 215. 195, quello base del gioco. O 185, adesso c'ho il dubbio, scusatemi. Perché... no, buonanotte. Io 6R, vabbè, 145, ma questo è quello col, eccolo lì, vedete, col musetto basso. 185 allora, scusatemi. Questo è lui, 175, quello che sto usando adesso, che è anche 215, sì 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 sì. Allora 185 era, scusatemi. Ma per Gesù. Ah, ok, adesso ho capito. E allora non è tutti torti Farming. Per far fruttare l'S7 ho trabbiato addirittura il campo 54 a mais e un altro campo a soia. Tanto per far su quei 30.000... No, allora, 20.000 l'ho fatto dalla missione del mais. Beh sì, più la... Urco Giuda, più la soia... Sì, dai, diciamo che ragazzi, aggiungendo la soia anche che ho fatto tipo 10.000 solo vendendo il rimanente della missione. Sì, dai. 30.000. E anche l'insilato, guardalo come va giù. Ah, maledetto. Hai capito, la signora Longari. La madonna che proata che ho fatto. Io qua quanti liquami... Ah. Inizio ad avere il dubbio che ci stia tutto. Oh, oh, si è buggato? Si era buggato. Perfetto, si è buggato. Si bugga quanto tagovatta... a covacci. Si bugga. Molto bene. E... Boh, allora una botte è andata giù adesso. Adesso c'è... Da mettere... Sì, c'è da mettere giù la... Un'altra 2-3 botti ormai, penso. Vediamo come va l'operaio. Dai, sta andando, diciamo. Almeno quello sta andando, dai. Pensavo peggio. Dato che ho sentito tantissimi commenti, ragazzi, non sotto i miei video, che dicevano, con questo update di farming hanno rovinato effettivamente la I è molto più rotta. Bah, io non so dove la vedono, ma va bene. La I io la vedo migliorata e le prestazioni grafiche specialmente l'hanno ottimizzato un bel po'. Dato che prima tutto ultra scattava, no, sì, scattava proprio. Adesso tutto ultra, avete visto ragazzi? 70... no, 77, 60 fps. Poi ci sono delle zone dove cala un po', sale, cala, sale. Eh... No, scarica per Dio. Boh, no, non sta neanche lavorando al massimo la GPU, quindi ottimo. L'hanno ottimizzato bene, eh. Lavora sì 80%, ma non più sul 22, come sul 22 che era fissa a chiodo al 99%. Davvero era sempre fissa a chiodo al 99%, ragazzi, assolutamente.
sempre a chiodo al 99%. La CPU viene sempre usata poco. Sul 22 viene usata ancora meno. Quello sicuro. Però, vabbè. 57, 56. Sì, su sta zona cala sempre un po'. Saranno gli alberi. Se no, è più che giocabile. In tutta l'azienda è super giocabile. Molto più che giocabile. Di più. A dir poco giocabilissimo, se no. E giù un'altra botta. Siamo a 60.000. Sono curioso di vedere. Mm, Dov'era? Qua forse che vedevo? Diesel. Eccola qua. 74. Ah no, però aspetta. Qua lo vedo, ma non posso vederlo, vero? Quanto è piena. Aspettate allora. Facciamo così allora. Filo. Te. Ah, 100.000 va bene, dai. Molto peggio. Comunque ho scoperto che se ti accovacci qua rimani accovacciato finché non esci dalla zona. Deve essere buggata. Comunque. 80, 70. Sì, mi sa che sta botta la facciamo piena. C'è totalmente piena, sì, la vasca che la stalla. E effettivamente sto ampliamento qua andava fatto perché con 56.000 ero davvero tirato per... Ah, basta, pieno, ok. Sì, buonanotte, piena vuota. Ero bello che tirato per il collo. A essere sincero. Quindi era da smadonnare ogni volta, dato che manco finivo i campi con 56.000 litri. No, sì, 56.000 e qualcosa. Posto adesso dovremmo essere a 70 qua, sì, 74.000. Boh. È anche venuta bene dai costi alberi. Qua a lato danno un po' più di ombra. Se no davvero era inguardabile. Presa e buttata lì. Adesso... Allora, questo è fatto. E questo è fatto. Sì, non so neanche perché sto venendo qua. Ottimo. E adesso, ragazzi, è rimasta da fare una cosa. In teoria. A parte rimettere... A parte che non potrei... Cioè, potrei anche fare a meno di mettere gli alberi qua, eh. Fosse a guardare. Potrei anche fare a meno. Perché io questa l'ho rimessa e l'ha allargato la stradina. Vedo se rimetterli. Perché adesso la botte la posso mettere via. Quello sicuro. Oh, va che belli comodi. Adesso sì che ci si passa bene. Perché prima, ragazzi, entrare con la barra da 10 metri. Non so se ve l'avevo fatto vedere, ma... O no? No, forse no. Ci sono passato a filo, ma filo, che è una roba assurda. E ho detto sì, ok, ci passo, però devo spingere quasi la go whale. Quindi ho detto no, me la rendo un pelo più facile. Ancora questa zavorra. Mi sono detto me la rendo un pelo più facile e allargo tutto. Amen. Stavolta mi sono fatto furbo e l'ho fatta a sezioni la siepe. Difatti non è perfettamente dritta perché se vedete l'ho fatta a sezioni, anche l'ultima sezione lì l'ho fatto un po' storta per favorire l'entrata dei mezzi. Ok, sta finendo e allora facciamolo, dai. Tanto basta solo che stiamo un attimo... No. Sì. Allora, madonna, i soldi ne ho quanti ne voglio. Basta che stiamo con i rami, eccoli qua in dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Dai, facciamo 6.
e basta. O ne mettiamo un'altra? Qui. No dai, va bene così. Ne ho messe 2, 3. Ne ho messo ogni serie, ne ho messe belle larghe, così almeno non ci andiamo a incagnare ogni volta. Sì, non ci andiamo a incagnare effettivamente ogni volta, super le siepi. Ce la faccio a metterlo qua, questo sì. Perfetto, e questi due sono a posto. Adesso il 516, che è ancora un 6 cilindri. No, aspetta, 170 cavalli. Allora, o era un 4 cilindri il 516, non me lo ricordo. Vabbè, a posto. Qua c'è il solito casotto, questo è vuoto e basta. Aratro, così va bene, semmai un pelo più in qua. Qua c'è tutto. Adesso, ah che bravo, ha anche rifatto ha anche rifatto tutti i suoi sbagli l'operaio, bravo. Vabbè, la casa qua è a posto e eccola qua. Ho messo la renna che tira la slitta in albero, tanto per... Ecco, vedete, qua già non è buggato il crouch. Di notte dovrebbero essere niente male, eh. Quello sì, non dovrebbe essere niente male di notte. Basta, non ho fatto altro? Mi sbaglio? No, non ho fatto altro, no. Che belle onde così. Allora, parte salvare. Quello va sempre fatto. Oh, ma che bravo. Bene. E vabbè. Adesso vado avanti a seminare io, mi sa però. Mi attacchi la GPS. E amen. Eccola. Oh là. Adesso finiamo di seminare questo campo e mi sa che le taccole le seminiamo nel prossimo episodio, ragazzi, direttamente. Iniziamo la semina magari e sì, e poi tiriamo avanti. Vedo cosa fare, devo un po' organizzarmi con i video ehm, perché non è così facile prendere, buttare, iniziare a registrare quel che capita. C'ho da stare dietro alle vacche, ai campi, poi anche vendere i prodotti a prezzo migliore. Difatti l'orzo dovevo venderlo a dicembre, l'ho venduto tardissimo e ci ho perso almeno un centone, secondo me, 100.000 li ho persi, secondo me. Ma a parte quello, porco Giuda, a parte quello, basta, non c'è tanto altro da dire. Piselli. Sì, mi sa che affittiamo la macchina cingolata, ragazzi, per non distruggere... come si dice? Per non distruggere il campo. Con le taccole distruggere i campi, dove quella macchina pesta un casino. E toccherà farlo. Ah là, giusto. Questa è fatta, aver qua ci ho dato una passata di concime e via. Me lo stavo quasi dimenticando. Avevo finito il liquame
E ho detto, ma sì, dai, gli do una spolverata di concime e via per come primo stadio. Ecco perché avete visto, cioè, ecco perché quando apro la mappa, questa qua, si vedono dei punti già fertilizzati al secondo stadio. Non faccio mai il dosaggio doppio con liquame perché uno non mi sarebbe buonanotte. Uno spenderei davvero troppo i liquami e due, cosa ho preso le macchine sia concime che sia concime che semi. Cioè le combinate cosa le ho prese a fare, se no. Io per il concime gli do sempre una botta di liquame e poi via in semina diretta. Almeno questa serie qua, ragazzi, poi nelle altre, tipo, sì, la serie a modo mio, io ho già. Dov'è che stava? Aspettate, che non la trovo. Eccola qua. Sì, eccola qua, è lei. Io avevo già puntato a un'Asia, così. Magari. Track Eradicator. Ah, no. Eh, no, senza. Sì, avevo già puntato un'Asia, così magari. 3 metri. Più una 2,5 magari. Dato che effettivamente è una 2,5. Quella trainata. Sì, quella trainata a frumento che aveva nella realtà. Anche se a dire il vero era una spinatrice per cavalli riconvertita. Però vabbè, a posto, non sto neanche a tirarlo con rotante questo. E va bene così. Ragazzi, il video finisce qua. Comunque adesso io vado avanti a seminare off camera. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui spero davvero di riuscire a effettivamente seminare tutti i campi e magari iniziare già con la raccolta delle tacole dei piselli o comunque iniziare un qualcosa, dai. Quindi ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, commentate, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima puntata.